Dora e il canguro. Dora perde la strada di casa. Fu a causa di una grossa lepre dagli occhi brillanti che Dora si allontanò dalla fattoria. Stava in giardino a cogliere fiori quando all'improvviso la lepre le balzò davanti. Senza pensare, Dora la seguì oltre il cancello, verso gli alberi. «Non ti allontanare troppo!» l'ammonì la mamma dalla finestra della cucina. «Ci si perde facilmente nella macchia!» Ma la lepre correva, si fermava, si voltava a guardare Dora e poi spariva di nuovo. E Dora continuava a seguirla. Poi, ad un tratto, con un gran salto, la lepre svanì. Dora si guardò attorno. Gli alberi e i cespugli sembravano tutti uguali. Corse in ogni direzione, sperando di intravedere casa sua. Ma niente da fare. Si era persa nella macchia. E stava per annottare. Nascose il viso fra le mani e cominciò a piangere. Quando rialzò gli occhi, un grosso canguro grigio stava ritto a pochi passi da lei. Fissò Dora con la testa piegata da un lato, poi saltò via e tornò con una zampa piena di strane bacche colorate che offrì alla bambina. Dora si asciugò le lacrime col vestitino, prese le bacche e le mangiò. E una strana cosa accadde. Sentì tanti suoni sovrapposti, come 100 voci diverse che parlassero tutte insieme. Poi ne sentì una più forte e più chiara, che si alzava sopra le altre. «Ho capito subito quel che ti stava accadendo», disse piano il canguro. «Anch'io sono infelice da quando ho perso il mio piccolo cangurino. Tu hai perso qualcosa, vero?» «Beh, sì», farfugliò Dora, provando la sensazione di sognare. «In realtà ho perso la strada». «Ah», disse il canguro, «mi pareva proprio che avessi perso qualcosa. È orribile, vero? Ti senti come un vuoto dentro. Dimmi com'è la tua strada. Magari l'ho vista. Oppure possiamo cercarla insieme». Dora rise e spiegò che quello che lei aveva perso era il modo di tornare a casa. «Tutti così voi umani», replicò il canguro. «Avete una sola casa e per forza la perdete. Se invece faceste di ogni luogo una casa, non la perdereste mai. E poi gli uomini non dovrebbero aggirarsi nella macchia». Dora non stava ascoltando con attenzione. Pensava a quanto era affamata e a come si sentiva sperduta. «Però», continuò il canguro dopo una pausa, «tu sei solo un piccolo umano. In realtà non è colpa tua. E devi anche avere sete, perché anch'io ho sempre sete al tramonto. Entra dentro la mia tasca e salteremo fino alla pozza d'acqua. Poi cercherò di aiutarti a ritrovare la strada». E così Dora si alzò e si arrampicò dentro il caldo marsupio di mamma canguro. Si sentiva cullata in quel piacevole rifugio e stava così bene che cominciò a canterellare una canzoncina. «Che bel motivetto», disse il canguro, «ma ti prego, smetti di cantare ora, mi devo concentrare sulla strada». Dora dette un'occhiata fuori e desiderò non averlo fatto. Il canguro stava scendendo per una china cosparsa di enormi rocce e non si vedeva nessun appiglio. Dora chiuse gli occhi. Il canguro ora avrebbe sicuramente perso l'equilibrio e sarebbero precipitati entrambi nel burrone. Ma l'animale scendeva con prudenza, finché arrivarono a un grosso masso che sovrastava la pozza d'acqua. La superficie del masso brillava come uno specchio e rifletteva i colori del cielo. Per migliaia di anni i canguri l'avevano lisciato con le loro zampe e le loro code mentre si recavano a bere alla pozza d'acqua.
L'animale stava per saltare giù dal masso quando un piccione dalle ali color bronzo gli gridò: «Canguro! Attento! Gli umani sono stati qui ieri sera e hanno ucciso 10 dei nostri. Eravamo volati giù a bere, solo un sorso, e loro erano qui ad aspettarci. Ora abbiamo troppa paura di avventurarci a bere, ma abbiamo tanta sete». Dora, alle terribili parole del piccione, si rannicchiò nella tasca, tremando di paura. Ma il canguro fece coraggiosamente un passo avanti, alzò il suo naso nero e fiutò l'aria. «Non si sente nessun rumore e nessun odore. Non dovrebbe esserci pericolo. Esci fuori, piccola umana, e aspetta lì mentre io do un'occhiata». Dora scivolò fuori dalla tasca e il coraggioso canguro si avvicinò piano piano al bordo dell'acqua. Dora aveva paura perfino di guardare. Magari i cacciatori erano lì in agguato con le loro lance aguzze. Erano loro che facevano tremare le canne vicino all'acqua, oppure erano solo i pesci. Il canguro chinò la testa e bevve. Subito dopo, centinaia di uccelli frullarono sulle loro teste verso l'orlo della pozza, tuffando i loro becchi nell'acqua. Poi, velocemente come erano venuti, scomparvero tra i cespugli. Dora aveva paura almeno quanto loro. Corse velocemente all'acqua, bevve 3 sorsate e ritornò verso il masso dove il canguro la stava aspettando. «Salta dentro», le disse il canguro. «Non è prudente rimanere a lungo vicino alla pozza. Gli umani conoscono tutti i nostri abbeveratoi». Mamma canguro saltellò via sotto un cielo costellato di stelle lucenti, con Dora accoccolata contro la calda pelliccia della sua tasca. Dopo un po' arrivarono a una grotta e si sdraiarono una accanto all'altra sul suolo sabbioso, addormentandosi immediatamente. Quando Dora si svegliò il mattino seguente, ebbe subito la sensazione di essere in pericolo. E poi lo vide. Arrotolato sulla sua pancia c'era un lungo serpente nero. E il canguro se n'era andato. Il cuore di Dora batteva forte, non osava muoversi. Poi, improvvisamente, dall'esterno della grotta risuonò una stridula risata. «Non avere paura!» chiocciò una voce. «Resta immobile e non ti succederà niente! Io ucciderò il serpente!» Dora voltò un pochino il capo e vide un uccello cucaburra. Sapete, è un uccello il cui verso assomiglia a una risata. Il suo lungo becco aguzzo era aperto in un sogghigno e continuava a ripetere: «Che ridere! Povero me! Povero me, che ridere!» «Non c'è proprio niente da ridere», pensò Dora. «Il canguro è andato a raccogliere delle bacche per la tua colazione», spiegò il cucaburra. «Mi ha chiesto di sorvegliarti, ma quell'astuto serpente è scivolato dentro proprio mentre stavo consultando il gufo bianco per il mio mal di pancia. Che ridere! Che ridere!» In quel momento il serpente si scosse e cominciò a srotolarsi. Lentamente, molto lentamente, il serpente scivolò dal corpo di Dora e strisciò via attraverso l'ingresso della grotta. Appena il serpente fu all'aperto, l'uccello cucaburra si tuffò, lo acchiappò con il becco poderoso e lo sollevò dal suolo. Malgrado si contorcesse e sibilasse di rabbia, il serpente non poté liberarsi. Il cucaburra se lo portò nel folto dell'albero. Uac! 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 3 volte il grosso becco lo sbatté contro l'albero e il serpente penzolò dal ramo, morto, stecchito. Avete visto questa? Che ridere! Dora tremava di paura.
Quando il canguro ritornò, sgridò il Cucaburra per aver lasciato entrare il serpente nella grotta e portò Dora lontano dalla vista del serpente ucciso. Poi svuotò la sua tasca, che conteneva un pasto di germogli e bacche dal sapore squisito. «Grazie davvero, sei molto gentile», disse Dora. «Ma ora vorrei trovare la strada di casa». «Beh, io ho chiesto a tutti quelli che ho incontrato», disse il canguro piegando il capo da una parte, «e tutti sono d'accordo nel dire che c'è solo una persona che può sapere dov'è». «Oh, e chi è?» «Beh, tutti dicono che dovremmo chiederlo a Platypus». «E tu credi che lo saprà?» «Sì, credo proprio di sì». E così Dora e il canguro si misero in cammino per andare a trovare il saggio Platypus. Nasone. Ecco arriva l'elefante, grande, enorme ed importante, ma il suo passo pesante, noncurante e prepotente, in verità nessuno lo sente. Nella campagna alberata solo una formica s'è svegliata, la periferia è tutta addormentata, tranne una gatta distratta che s'era appisolata nella strada ferrata. Nella stazione c'è una gran confusione, il circo cerca l'elefante Nasone. Dice l'altoparlante: attenzione, è scappato per andare in pensione. Soltanto un bambino ci fa caso, è in arrivo l'animale col lungo naso. Vanno e vengono i treni e la gente, ma Nasone non interessa per niente. Il traffico è infernale nella città, frecce e cartelli di qua e di là, auto che sfrecciano e strombazzano, persone che urlano e si strapazzano. Attende a un semaforo lo smarrito Nasone, si guarda attorno con circospezione. Nessuno lo nota mentre aspetta, nemmeno un vigile in bicicletta. L'oca dalle uova d'oro. C'era una volta un povero contadino di nome Edoardo che passava le giornate a sognare di diventare ricchissimo. Un bel mattino, mentre mungeva una mucca e sognava di possedere una grossa mandria, sua moglie lo chiamò. «Edoardo, vieni a vedere cosa ho trovato! Oh, questo sarà il più bel giorno della nostra vita!» Quando arrivò vicino la moglie, Edoardo non poté credere ai suoi occhi, perché sua moglie aveva sotto il braccio destro un'oca e nella mano sinistra un bellissimo uovo d'oro. E rideva felice mentre gli diceva: «No, non stai sognando! Abbiamo davvero un'oca che fa le uova d'oro! Dobbiamo trattarla molto bene!» E sentite quel che fecero nelle settimane che seguirono. Ogni giorno portavano l'oca a razzolare in un grande prato verde vicino allo stagno e ogni sera la sistemavano su di un giaciglio di paglia in un angolo caldo della cucina. E non c'era mattina che non trovassero un uovo d'oro. Edoardo riuscì a comprare nuova terra e nuove mucche, ma sapeva che per diventare ricchissimo avrebbe dovuto aspettare un bel po'. «Ci vuole troppo tempo», disse finalmente una mattina. «Sono stufo di aspettare. La nostra oca ha di sicuro un'enorme quantità di uova dentro di sé. Io credo che dovremmo tirargliele fuori subito». La moglie naturalmente fu d'accordo. Non si ricordava più di com'era stata felice il giorno in cui aveva scoperto il primo uovo d'oro. Porse un coltello al marito e pochi secondi dopo Edoardo aveva ucciso l'oca e l'aveva aperta in due. Di nuovo egli non credette ai suoi occhi, ma questa volta la moglie non rise, perché l'oca morta non conteneva nemmeno un uovo. «Oh, Edoardo», gemette lei, «perché siamo stati così avidi?
ora siamo poveri come prima. E da quel giorno Edoardo divenne più saggio e non sognò mai più di diventare ricco. Il gigante egoista. Ogni pomeriggio, quando uscivano da scuola, i ragazzi andavano a giocare nel grande e magnifico giardino di un castello. Facevano le capriole sull'erba soffice, si nascondevano dietro i cespugli fioriti e si arrampicavano sugli alberi dove gli uccelli cinguettavano dolcemente. Passavano così ore molto felici. Un pomeriggio, mentre giocavano a nascondino, udirono un vocione roboante. «Cosa state facendo nel mio giardino?» Tremanti di paura, i ragazzi fecero capolino dai loro nascondigli e videro un gigante furibondo. Il padrone di casa aveva deciso di tornare dopo aver trascorso 7 anni dal suo amico, l'orco della Cornovaglia. «Sono tornato al mio castello per stare un po' in pace», tuonò. «Non ho voglia di sentire una masnada di ragazzini che fanno baccano. Andatevene dal mio giardino e non tornate mai più». E così i ragazzi corsero via con tutta la forza delle loro gambe. «Questo giardino mi appartiene, è solo mio», brontolava il gigante fra sé. «Farò in modo che nessun altro ci possa entrare». A questo scopo costruì un alto muro tutt'attorno al giardino, con in cima delle affilate punte d'acciaio, e sul grande cancello di ferro appese un cartello che diceva: «Vietato l'accesso, i trasgressori saranno puniti». Ogni giorno i ragazzi mettevano la testa fra le sbarre per guardare il giardino nel quale si erano tanto divertiti. Poi, tristemente, andavano a giocare sulla strada arida e polverosa. Presto arrivò l'inverno. La neve coprì il terreno con una spessa coltre bianca e la brina ricamò d'argento gli alberi. Il vento del nord soffiava intorno al castello del gigante e la grandine sbatteva contro le finestre. «Ma quando verrà la primavera?» sospirava il gigante rannicchiato vicino al fuoco. E finalmente la primavera venne. La neve e la brina scomparvero e i fiori rifecero capolino sui prati. Le gemme degli alberi sbocciavano e gli uccelli cantavano allegramente dovunque, tranne che nel giardino del gigante. Lì la neve, il gelo e il vento del nord danzavano ancora fra i rami spogli degli alberi. «La primavera rifiuta di venire in questo giardino», gridarono i gelidi amici. «Finalmente abbiamo un posto dove possiamo restare per sempre». Una mattina il gigante si svegliò sentendosi tanto solo, quando udì un merlo cantare. Saltò fuori dal letto raggiante di felicità. La neve e la brina se ne erano andate e ogni albero era in fiore e su ogni ramo c'era uno dei ragazzi che il gigante aveva scacciato. Erano sgattaiolati nel giardino attraverso un buco e la primavera aveva fatto irruzione dietro di loro. Solo un bambino stava seduto per terra e piangeva tutto triste perché era troppo piccolo per riuscire a montare su un ramo, anche sul più basso. Il gigante sentì che qualcosa si scioglieva dentro di lui. «Ma che grande egoista sono stato», disse tra sé. «Ora capisco perché la primavera non voleva entrare nel mio giardino. Butterò giù il muro e lo trasformerò in un parco giochi per i bambini, ma prima metterò quel povero piccino sull'albero». Il gigante scese le scale
e uscì in giardino, ma quando i ragazzi lo videro si spaventarono e corsero via tutti. Solo il piccino che piangeva rimase dov'era, perché a causa delle lacrime non aveva visto arrivare il gigante. Mentre l'inverno riprendeva possesso del giardino, il gigante prese in braccio con garbo il piccolo. «Non c'è bisogno di piangere», gli mormorò dolcemente, posandolo sul ramo più vicino. Immediatamente l'albero si riempì di fiori e il bambino gettò le braccia al collo del gigante e lo baciò. Quando gli altri ragazzi videro che il gigante si comportava in modo gentile e amichevole, tornarono tutti correndo, passando dal buco nel muro, seguiti dalla primavera. Il gigante rise felice e cominciò a giocare con loro, interrompendosi solo per demolire il muro a colpi di maglio. Era già l'ora del tramonto quando si rese conto di non aver più visto il bambino più piccolo. «Dov'è il vostro amichetto?» chiese con ansia, ma i ragazzi non lo sapevano. Ogni giorno, quando uscivano da scuola, i ragazzi andavano a giocare nel bel giardino del gigante e ogni giorno il gigante faceva la stessa domanda. «È venuto oggi il bambino?» E la risposta era sempre la stessa. «Non sappiamo dove trovarlo. L'unica volta che lo abbiamo visto è stato il giorno in cui lei ha demolito il muro». Il gigante era triste perché amava molto quel fanciullo. Solo la presenza dei bambini che giocavano lo rasserenava. Gli anni passarono rapidamente e il gigante diventò vecchio e debole fino a che un giorno non ebbe più la forza di giocare coi bambini. Una mattina d'inverno, mentre era seduto presso la finestra della sua camera, scorse all'improvviso nel giardino l'albero più bello che avesse mai visto. I suoi rami dorati erano ricoperti di fiori bianchi e di frutti argentati e sotto l'albero c'era il piccolo fanciullo tanto amato. «È tornato, finalmente», disse con gioia il gigante e, dimenticando la sua debolezza, si precipitò giù per le scale e corse attraverso il giardino. Ma quando arrivò vicino al bambino, diventò rosso di rabbia. «Chi ti ha fatto del male?» gridò. «Perché ci sono segni di chiodi nelle tue mani e nei tuoi piedi? Anche se sono così vecchio e debole, riuscirò ancora a uccidere chi ti ha fatto tanto male». Allora il bambino sorrise dolcemente e disse: «Non essere in collera e vieni con me». «Chi sei?» bisbigliò il gigante, cadendo in ginocchio. «Tanto tempo fa tu mi hai permesso di giocare nel tuo giardino», rispose il bimbo. «Adesso io voglio che tu venga a giocare nel mio. Lo chiamano paradiso». Quel pomeriggio, quando i ragazzi si recarono nel giardino a giocare con la neve, trovarono il vecchio gigante sdraiato serenamente sotto un albero, tutto ricoperto di bellissimi fiori bianchi. Il giullare Mingherlino e il castello scomparso. Un giorno Giullarino, profondamente immerso nei suoi pensieri, tornava al suo vecchio castello. Stava cercando di capire le regole degli scacchi, dopo la visita fatta al suo vecchio amico, il Cavaliere Bianco. E come sempre, non guardava dove metteva i piedi. Bam! Con un grosso botto andò a sbattere il naso contro un palo, dove era appeso un bando di concorso. Grande concorso, oggi alle ore 18.
Il grande concorso annuale per la casa più elegante avrà inizio oggi nel pomeriggio. Il vincitore riceverà 1 milione. Giudice unico, Gualtiero il Pagliaccio. Accidenti! Pensò Giullarino. Quanti libri di avventure potrei comprare con i soldi del premio? Ma ad un tratto gli venne in mente lo stato miserando del suo castello. Le pareti erano tutte scrostate, le torrette macchiate e le bandiere avevano bisogno di un buon bucato. Perfino il ponte levatoio era arrugginito. Bisogna che mi dia da fare, Mormorò e corse a casa. Ma una terribile sorpresa lo aspettava. Arrivato in fondo al viale, si fermò stupefatto. Il mio castello! Gridò. È sparito! E infatti era proprio così. Il suo castello era proprio sparito. Giullarino si sedette sconsolato dove prima c'era il castello. Ora non potrò partecipare al concorso. Non ho nemmeno un posto dove dormire. Era così depresso che non sentì neppure lo stridio delle ruote del vecchio aereo di legno di comandante Piendivento quando gli si fermò accanto sussultando. «Ciao, vecchio mio!» gridò allegramente il pilota scendendo dalla cabina. «Ehi, dico, mi sembri un tantino giù di corda! Che succede?» Giullarino spiegò l'accaduto. «Oh, che scarugna!» sbuffò il comandante Piendivento. «Qui ci vuole un'azione decisa! Forza, ragazzo! Sali sul sedile posteriore!» E prima che Giullarino potesse riprendere fiato, stavano già filando sulla pista. E poi, con suo grande stupore, si alzarono in volo. Guardarono giù. Giullarino vedeva gli altri giocattoli rimpicciolire, mentre il piccolo aeroplano puntava sempre più in alto. «Divertente, no?» gridò il comandante, facendo alzare l'aereo sempre di più. Giullarino cominciò a sentirsi un po' strano. Volare era un'esperienza completamente nuova per lui ed era terrorizzato. Volavano a una velocità allarmante, sopra alle cose, intorno alle cose, a volte dentro le cose, ma nessuna traccia del castello. Non ci potremmo fermare un momentino? Si lamentò. Mi sento male. Ma il comandante Piendivento non lo sentiva. Invece di rallentare, andava sempre più veloce e prima che Giullarino potesse ancora aprire bocca, schizzarono fuori da una finestra aperta. La creazione dell'uomo. In una notte scura e stellata, un gruppo di pelle rossa stava accovacciato intorno a un falò. Improvvisamente il guerriero più anziano si alzò in piedi. Il suo volto era vecchio e bruno, come la terra, e portava sulle spalle una coperta dai vivaci colori. Cominciò a narrare la storia dell'inizio del mondo. Quando Coyote, il cane del deserto, terminò di creare il mondo, prese il vento, che era fatto a forma di conchiglia, e rovesciandolo formò il cielo. Dispensò vivaci colori ai 5 angoli del mondo e un arcobaleno si alzò nel cielo a dividere la notte dal giorno. Poi si accucciò, ululò
e il sole e la luna cominciarono a muoversi nel cielo. Coyote riempì le pianure di alberi e di stagni e di montagne e di fiumi e fece tutti gli animali. Per ultimo, e come cosa migliore, farò l'uomo, mormorò a mezza voce. Gli animali lo udirono e vollero aiutarlo. Così si sedettero tutti in circolo nella foresta: Coyote, l'orso grigio, il leone, l'orso biondo, il cervo, la pecora, il castoro, il gufo e il topo. Puoi fare uomo della forma che più ti piace, disse Leone, ma io credo che dovrebbe avere denti aguzzi per masticare la carne e anche delle lunghe zampe. Come le tue? Chiese Coyote. Sì, come le mie, rispose Leone. Avrà bisogno anche di una pelliccia e di una voce forte e potente. Come la tua? Chiese di nuovo Coyote. Come la mia, rispose Leone. Nessuno vuole una voce come la tua, interruppe Orso Grigio. Tu fai scappare tutti. Uomo deve poter camminare sulle sue zampe di dietro, deve poter afferrare gli oggetti con quelle davanti e stringerli fino a schiacciarli. Come fai tu? Chiese Coyote. Sì, come faccio io, replicò Orso Grigio. Cervo tremò nervosamente e, gettando timide occhiate al di sopra della spalla, disse: «Cos'è tutto questo parlare di divorare carne e di distruggere le cose? Non è bello. Uomo deve poter sentire quando è in pericolo e scappar via velocemente. Dovrebbe avere orecchie come conchiglie marine per poter sentire ogni più piccolo suono e occhi come la luna che vede tutto. E naturalmente corna ramificate. Avrà assoluto bisogno di corna». «Come le tue?» chiese Coyote. Sì, come le mie, rispose Cervo. Come le tue? Schernì Pecora. Ma a che servono le corna ramificate, aggeggi appuntiti che si impigliano in tutti i rami e cespugli? Come farebbe a dare cornate? Ma se invece avesse due cornini ai lati della testa? Come i tuoi? Chiese Coyote. Pecora, offesa, tirò su col naso. Non le piaceva essere interrotta. Allora saltò su Castoro e disse: «Vi state dimenticando della cosa più importante, la coda di uomo. Code lunghe e sottili possono andar bene per cacciare le mosche, credo, ma uomo deve avere una coda larga e piatta. Come farebbe a costruire le dighe nel fiume?» «Come le tue?» chiese Coyote. «Nessuno sa fare delle dighe come le mie», disse Castoro con superbia. «Sentite me!» squittì Topo. «L'uomo che volete fare è troppo grande. Fareste meglio a farlo piccolo». «Tutti matti siete», gridò Gufo. «E le ali? Non ci avete pensato alle ali? Se volete che un uomo sia il migliore degli animali, deve poter volare, deve avere le ali». «Come le tue?» chiese Coyote. «Ma è tutto quello che sai dire?» si lamentò Gufo. «Non hai idee tue?» Coyote balzò in piedi e avanzò al centro del cerchio. «Stupidi animali, non so proprio a cosa stessi pensando quando vi ho fatto. Volete tutti che uomo sia esattamente come voi». «Immagino che invece vorresti che fosse come te, vero, Coyote?» ringhiò Orso Biondo. «E come faremmo allora a distinguerci?» replicò Coyote. «Tutti potrebbero indicarmi e dire ecco uomo, e poi indicherebbero uomo e direbbero ecco Coyote. No. Uomo deve essere differente». «Ma con le ali!» gridò Gufo. «E corna ramificate!» bramì Cervo. «E dei bei cornini!» belò Pecora. «E deve avere una vociona!» tuonò Orso Grigio. «E deve essere piccino!» squittì Topo. «E non senza coda!» aggiunse Castoro, ma nessuno lo udì.
Tutti erano troppo occupati a litigare. Mordendo e caricando, gli animali lottarono nella foresta, mentre Coyote stava a guardare scuotendo la testa. Peli e piume, unghie e pezzi di corna volavano tutti intorno. Coyote li raccattò, li mise di nuovo insieme e creò altri animali ancora, come cammello e giraffa. Presto tutti gli animali giacquero in un ammasso confuso, troppo stanchi per continuare a combattere. Mi pare che ora riuscirò a trovare la risposta, disse infine Coyote. Gli animali lo guardarono di sottecchi e alcuni gli ringhiarono contro, ma Coyote parlò ugualmente. Orso aveva ragione dicendo che uomo dovrebbe camminare sulle gambe di dietro, così potrà salire sugli alberi, e Cervo era nel giusto dicendo che dovrebbe avere udito fine e vista acuta, ma se uomo avesse ali, cozzerebbe la testa contro il cielo. L'unica parte simile a un uccello di cui ha bisogno sono le lunghe estremità dell'aquila. Credo che le chiamerò dita. E il leone aveva ragione dicendo che uomo dovrebbe avere la voce forte, ma ha bisogno anche di una vocina per non spaventare troppo. Uomo dovrebbe essere liscio come pesce, che non ha peli che gli facciano caldo. Ma la cosa più importante di tutte, disse Coyote infine, è che uomo deve essere più intelligente e furbo di tutti voi. Come te, borbottarono tutti gli animali. Beh sì, grazie, rispose Coyote, come me. Ci fu un gran rimescolio fra gli animali, ringhi, rati e sibili, e poi tutti insieme gridarono: «Siediti, Coyote, le tue stupide idee non ci piacciono!» «Bene», disse Coyote pazientemente, «facciamo una gara. Ognuno di noi farà un modello di uomo col fango. Domani esamineremo tutti i modelli e decideremo qual è il migliore». Tutti gli animali corsero via a cercare dell'acqua per fare il fango. Gufo fece un modello con le ali. Cervo ne fece un altro con lunghe orecchie e grandi occhi. Il modello di Castoro aveva una coda larga e piatta. Topo fece un modello piccolino, ma Coyote fece l'uomo. Il sole tramontò prima che essi riuscissero a finire i loro modelli. Così si accoccolarono nel folto della foresta per dormire. Tutti, eccetto Coyote. Egli prese l'acqua dal fiume e la versò su tutti gli altri modelli. La coda di fango di Castoro venne spazzata via, le corna di fango di Cervo vennero spazzate via, le ali di fango di Gufo vennero spazzate via. Coyote soffiò la vita nel naso del suo modello di uomo fatto di fango, e quando gli altri animali si svegliarono, trovarono un nuovo animale nella foresta. Il suo nome era Uomo. Dopo aver pronunciato queste parole, il vecchio guerriero si sedette avvolgendo la coperta intorno a sé. Mentre il fulgore del fuoco si spegneva, sedette silenzioso come la terra stessa, fissando l'oscurità, e in lontananza risuonava il grido del coyote. Saputello e il Mangiamaestri. Saputello Quadri aveva 6 anni. Era piuttosto piccolo e magrolino, con dei grossi occhiali e un visino pallido e serio. Più di ogni altra cosa al mondo desiderava essere un inventore. «Ma non puoi finché non diventi grande», disse il babbo. «Ma io sono un genio», ribatté Saputello. «Sì», sospirò la mamma, «è proprio vero». La mamma di Saputello sapeva che vivere con un genio è molto difficile. I geni hanno la tendenza a credere che sia l'ora della merenda, mentre invece è soltanto l'ora di far colazione. E con i biscotti ci costruiscono delle cose invece di mangiarseli, e usano sempre dei paroloni.
Quella mattina la signora Quadri preparò il pranzo presto perché voleva dedicarsi alle pulizie di Pasqua. Dopo un po' la cucina era piena di secchi, stracci e strofinacci. Ci deve pur essere un mezzo più veloce per fare le pulizie, si disse Saputello, e andò nella sua piccola officina dietro l'orto dei cavoli. In men che non si dica, aveva costruito una lunga macchina dall'aspetto curioso. Aveva un becco da una parte e un sacchetto di plastica dall'altra ed era tenuta insieme da tubi di gomma. «Cos'è?» chiese la signora Quadri quando Saputello apparve sulla porta con la nuova invenzione. «È un estrattore di polvere, naturalmente». E prima che la signora Quadri potesse fermarlo, l'aveva messo in funzione. «Funziona!» esultò Saputello mentre un rumore assordante sovrastava gli strilli della signora Quadri. Scope e stracci vennero risucchiati dall'estrattore di polvere. Un barattolo di marmellata volò via dal tavolo, seguito da tazze, piattini e infine dalla tovaglia. Saputello era entusiasta perché non tutte le sue invenzioni funzionavano. La macchina si diresse verso la cucina a gas. I coperchi volarono via dalle pentole e le patate e i piselli schizzarono fuori e si infilarono nei tubi dell'estrattore di polvere, seguiti dall'acqua bollente. Per ultimo, lo sportello del forno si spalancò e l'arrosto di maiale schizzò fuori. «Sei un disastro!» tuonò la mamma di Saputello. «Vai in camera tua e non ti muovere di lì», disse il babbo. «Mi dispiace», disse Saputello. Come era difficile essere così intelligenti. Per un'intera settimana Saputello si comportò bene. Dette il suo estrattore di polvere al Roby Vecchi e se ne stette tranquillo in giardino a contare le api. Il signor Quadri e sua moglie cominciarono a preoccuparsi. «Non credi che abbiamo un po' esagerato arrabbiandoci così?» si dicevano l'un l'altra. «Se almeno inventasse qualcosa di piccolo». Il giorno dopo Saputello andò a scuola. Siccome era molto bravo, era già in quarta. Avrebbe dovuto essere in prima classe, ma la maestra non ce lo voleva perché lui continuava a correggere lei. Il maestro Arcigni della quarta, invece, era andato all'università e c'erano un paio di cosette che Saputello non sapeva. Quel giorno il maestro Arcigni era di cattivo umore. Aveva tirato un pezzo di gesso addosso ad Alberto Fischietti e aveva trattenuto in classe tutti i ragazzi durante la ricreazione. Aveva fatto perfino piangere Giannina Verdi. «È un mostro!» singhiozzava lei. «Non piangere, Giannina», disse Saputello. «Mi è venuta un'idea. Domani non dovrai più avere paura del maestro». Dopo la merenda andò nel suo rifugio dietro l'orto di cavoli e cominciò a darci dentro con chiodi e martello. Poi chiuse a chiave la sua officina, baciò i genitori e andò a letto. La sua testolina era stanchissima. Il mattino seguente Saputello portò a scuola la nuova invenzione. «Oh, cos'è?» domandarono i compagni, stringendosi intorno a lui. «È un mangiamaestri», spiegò Saputello. Il mangiamaestri era molto grande. Era un incrocio fra un robot e un drago. Era fatto di latta e sul suo muso enorme Saputello aveva dipinto un sorriso per non spaventare Giannina. «Oh, è fantastico, Saputello!» disse lei. Saputello nascose il mangiamaestri sotto un mucchio di cappotti fino all'ora dell'intervallo. Poi lo trascinò in prima. Il mangiamaestri rotolò dentro e, in men che non si dica, ingoiò la maestra. «Evviva!» gridarono i bambini. Il baccano fece uscire a precipizio gli altri maestri dalle loro classi, batterono le mani e alzarono la voce furibondi. Il mangiamaestri si invaghì della maestra di arte. Le sue calze rosse furono l'ultima cosa che i ragazzi videro prima che lei sparisse nella macchina. «Mon Dieu!» ansimò il maestro di francese, ma non poté dire di più perché venne inghiottito anche lui.
La terribile macchina rotolava per il corridoio sempre più affamata. Caricava a destra e a manca, inghiottendo maestri finché non ne restò nemmeno uno. Saputello mise l'invenzione in un armadio e chiuse a chiave la porta. Bene ragazzi, disse, tutti in classe ora. Tutti obbedirono, erano felicissimi di avere Saputello come preside. Saputello andò nello studio del preside e si sedette a pensare. Il giorno dopo tutti i ragazzi andarono a scuola presto. Siccome Saputello era il loro preside, speravano di passare la mattinata a giocare e il pomeriggio a disegnare. Ma Saputello aveva pensato. Mise un grande cartello nell'atrio. C'era scritto: prima lezione matematica, seconda lezione scienze, terza lezione calligrafia, quarta lezione un discorso serio di Saputello, firmato Saputello il preside. E la ricreazione? Chiese Simone Grassocci a metà mattinata. Il lavoro è più importante, rispose brevemente Saputello. Ma tu non stai lavorando, disse Simone. Tu stai solo seduto nell'ufficio del preside. Naturalmente, è quel che fanno tutti i presidi. Rimarrete qui per il doposcuola. Poi accadde una cosa orribile. La bidella incaricata della refezione non venne. Aveva sentito parlare della macchina mangiamaestri e aveva troppa paura. I ragazzi rimasero a stomaco vuoto. E Giannina cominciò a piangere. «Ho fame, Saputello», gemeva. «Anche noi», dissero Gianni e Caterina, e cominciarono a piangere. «E i tuoi compiti sono troppo difficili, non posso farli. Nemmeno io!» Presto tutta la scuola stava piangendo a calde lacrime. «Vorrei che tornasse la nostra maestra», sospirò Giannina. «Lo vorrei proprio». Saputello era arrabbiato. Certa gente è proprio ingrata. In quel momento la porta si spalancò e apparve il padre di Saputello. «Allora, figlio, dov'è il mangiamaestri?» Saputello aprì l'armadio. Il mangiamaestri brillava alla luce della lampadina. «Bene», disse il signor Quadri, «anch'io ho portato un'invenzione. Non è nuova, ma funziona. Era un apriscatole». E piano piano il signor Quadri fece un grosso buco nella macchina. La maestra di prima rotolò fuori, seguita dall'insegnante d'arte, la maestra di cucito, il maestro di francese e finalmente il preside in persona. Rotolarono in mucchio sul pavimento, storditi e stropicciati. Non capivano dove erano stati né perché. Poi il preside vide il mangiamaestri e si ricordò. Diventò pallido come un cencio. «Oggi è giorno di vacanza, ragazzi. Buongiorno». E i ragazzi applaudirono. Il signor Quadri portò suo figlio a casa. «Sei un disastro», disse. «Andrai dritto dritto a letto senza merenda né cena e non inventerai mai più niente». «Finché non sarò abbastanza grande», disse Saputello. E allora il signor Quadri rise forte e la signora Quadri rise anche lei e pensarono che dopo tutto erano molto fortunati ad avere un genio in famiglia. Invece tutti gli altri genitori del circondario pensarono a quanto erano fortunati loro a non avere un genio in casa.